benissimo. Buonasera. Luis Buonasera Siciliano invece si sente. Buonasera, Vedi, buonasera, buonasera. Allora guarda, ciao Luis. Ciao carissimo, un saluto a tutti, buona serata. Ciao, ciao. Adesso doveva essere l'ultimo ospite Luis, ma è diventato uno del mezzo. Ma essendo abbiamo... parlante, Infatti, abbiamo gli altri che si sono ammutoliti, non sappiamo per quale motivo, poi vabbè, d'altronde abbiamo scelto anche di parlare con Luis perché Luis ha vinto il Nastro d'Argento nel 2006 per il film La febbre di Alessandro. Nel 2005, sì, però sì, era l'edizione 2006 per il film del 2005. Bravo. La febbre di Alessandro Dalatri, che lì c'è tutta una musica originale con poi interventi anche di Giuliano San Giorgi, di Roy Pasci, di Fabio Barovero e di molti altri. Però le musiche erano di Luis Siciliano. Cosa che ti ricorda l'esperienza di aver vinto il Nastro d'Argento? Tra l'altro una delle tue prime colonne sonore, una delle tue prime esperienze come compositore di musica applicata alle immagini, quindi anche una roba abbastanza di un certo rilievo. Guarda, quello è stato un... Voi mi sentite? Sì, vai, tranquillo. Riuscite a sentire? Sì, poi sei anche così molto no, guarda, quasi bucolico in questo momento, quindi va bene. Sì, quello è stato un momento magico perché praticamente era un film corale nel quale io poi sono intervenuto solo alla fine perché erano alcune canzoni di Negro Amaro che nessuno riconosceva ancora, che Alessandro aveva un po' scoperto, e poi c'era Roy Paci che aveva fatto tutta un'operazione con le bande, con i grandi compositori del primo Novecento, aveva preso tutti questi grandi compositori, aveva inciso queste musiche e praticamente Alessandro 3 giorni prima del film mi chiese di intervenire con diciamo una partitura originale con uno scoring vero e proprio 3 giorni prima di andare in sala mix. Non me lo posso mai dimenticare. E io da folle, più folle di lui, accettai, ma mai a pensare che potevo insomma arrivare lì al Nastro d'Argento. Era impensabile, era una cosa fuori da ogni schema, fuori da ogni cosa. Aspetta, fammi capire. In 3 giorni hai scritto l'intera colonna sonora? Alla fine? Aspetta che non ti sento a scatti, mannaggia. Ripeti. Dicevo, in 3 giorni quindi hai scritto l'intera colonna sonora? Incredibile. E in 3 giorni ho dovuto scrivere una partitura complessa per un ensemble, insomma, un'orchestra di archi. Fortuna volle che io avevo tra i miei amici del conservatorio d'infanzia un po' tutte le prime parti di Santa Cecilia. E mi ricordo ancora che chiamai Gabriele Geminiani, violino, primo cello straordinario, e io ero in panico, gli dissi Gabriele mi devi aiutare, dobbiamo mettere su questa registrazione, e tutti gli studi erano tutti occupati. Non c'era tempo di registrare. Sì, io avevo uno studio con una bella sala che usavano per il doppiaggio. Chiamai l'orchestra e riregistrai in questa sala proprio. Ma quello è da scrivere veramente un racconto su questa cosa. Tra l'altro poi, visto e considerato che il mio intervento arrivò quasi alla fine, i giornalisti che avevano ricevuto i credits non ebbero il mio nominativo, e io mi ricordo che in quell'occasione contattai il sindacato dei giornalisti, e devo dire che poi lì ho scoperto una persona incredibile, meravigliosa, unica, che è Riccardo Milani, che sì, insomma regista. lui era il segretario, ma un uomo straordinario, e lui mi disse guarda, non ti preoccupare, in corsa aggiungiamo il nome, anche perché è l'unica musica originale del film, e quindi così andò.
Ecco. Senti Luis, poco fa ne parlavamo anche con Marco e insieme a Pasquale Catalano, a Nelson. Quest'anno i Nastri d'Argento hanno un'onda partenopea di autori che è veramente predominante, perché Pasquale Catalano come te, napoletano, e poi Nelson, poi c'è Raffaele Bonomo nell'arte d'Alf P, poi tra i candidati c'è anche, sempre per la miglior canzone originale, Liberato, sì. E tra l'altro, che cos'è questa sorta di, che in realtà chiamarla rinascita è errato, perché non è morta mai l'essenza musicale e la vivacità musicale campana, per quanto riguarda sia anche il rapporto con la musica tout court, ma anche con la musica applicata alle immagini. Cosa ritieni che ci sia questa sorta di magmatico effluvio partenopeo sonoro a questi Nastri d'Argento? Questi d'argento vengono sempre, diciamo, selezionati da una giuria molto competente, diciamo, comunque da persone che hanno dedicato la loro vita alla critica, a quello che è, diciamo, il traghettare un certo sapere al pubblico. È molto importante, perché oggi, sai, siamo in un'epoca nella che tutti siamo dei tuttologi, tutti pensiamo di sapere tutto, tutti a volte ci arroghiamo anche dei diritti, che va bene, siamo in libertà, possiamo dire quello che vogliamo, però spesso e volentieri c'è un processo di banalizzazione che invece la critica, le riviste specializzate, gli addetti ai lavori, i giornalisti, eccetera, eccetera, fanno un po' da ponte, da medium, quindi per me questo è un premio molto importante in Italia, è un premio importantissimo proprio per questo motivo, perché ci sono delle basi, chiamiamole ontologiche, chiamiamole di conoscenza, chiamiamole tecniche, chiamiamole estetiche, chiamiamole così, e quindi tutti i lavori che sono selezionati dei compositori sono tutti lavori di altissimo livello. Certo, sicuramente io personalmente amo molto la partitura di Marianelli, perché Marianelli ha più che il quid, ha quella capacità che avevamo anche noi in Italia di costruire la soundtrack come si dovrebbe costruire, con i suoi tempi, con i suoi budget. Molto importante la questione dei budget, perché i compositori che operano in Italia sempre di più devono lavorare con cifre inesistenti, devono moltiplicare i pani e i pesci senza avere nulla. Mi sono trovato tantissime volte praticamente davanti a editori che mi offrivano cifre che ci pagavo la corrente. E mi sono dovuto inventare delle cose, penso come me tanti. Quindi sì. diciamo... Questa purtroppo è una nota dolente, abbiamo perso Luis. Niente, ti mando un SMS. Grazie. Grazie.